girerei subito la parola all'assessore provinciale, visto che abbiamo la fortuna oggi di averlo qui con noi, nonostante, come ricordava prima Massimo, numerosi impegni. Quindi cedo la parola al dottor Fantoni. Grazie e buonasera. Sì, in effetti io ho appena concluso le giornate provinciali dell'ambiente parlando di un argomento più simpatico, il parco della storia. Chiaramente, come tutti sapete, di Collesita è a Treviso, è un parco grandissimo, molto bello che stiamo per lanciare. Sono di meno con piacere ho accettato questo invito, di cui ringrazio il sindaco e tutto il consiglio, per venire qui e dare un mio contributo che si limiterà a un'analisi oggettiva dei dati tecnici. Non entro assolutamente nel merito di sono gli aspetti medici, perché non è mia competenza, sono gli esperti molto più appropriati di me. Noi vogliamo fare un'analisi esclusivamente, se vogliamo, tecnica e urbanistica, con delle considerazioni di metodo di come è stato approcciato il problema. Poi mi fa particolarmente piacere che sul manifesto sia stato messo in evidenza, in nero, quella parola speciali, perché si è creata fin da subito un grosso equivoco su questa faccenda. Il ceneritore, o termovalorizzatore che si voglia, non è in assoluto qualcosa da abolire, però si tratta di vedere che cosa effettivamente si va a proporre e in quale contesto lo si va a proporre. Quindi va analizzato proprio il contesto specifico in cui siamo noi, la nostra peculiarità di carattere ambientale che vedremo più avanti nel mio intervento, e soprattutto il tipo di rifiuto. Qui le differenze sono, è sempre stato spacciato come un termovalorizzatore per rifiuti. Beh, in buona sostanza bruciare bucce di banana, bucce di patate e qualche altra cosa come potrebbero essere gli urbani, in teoria potrebbe anche essere una cosa fattibile, ma c'è tutto un background dietro che va calato nel contesto specifico. E allora qui proprio se vogliamo entrare nel merito, la critica più macroscopica e più grossa che deve essere fatta un'industria e ai propositori è il fatto di non aver tenuto conto del contesto civile, sociale, urbanistico, culturale, turistico in cui è data la proposta. Cioè il fatto che abbiano deciso come fare la scelta di un capo di calcio, buttando la monetina per aria, dicendo lo facciamo qui, lo facciamo lì, è quello che obiettivamente ha indispettito tutti e ha fatto una levata di scudi. Perché? Perché effettivamente è una scelta, passatemi il termine, apolitica, cioè fatta dall'alto senza tener conto di quello che ripeto è il contesto. Allora, vediamo un attimo il contesto. Una scelta di questo tipo dovrebbe adottare quantomeno un metodo cartesiano, io ho detto, cioè un metodo che prevede le condizioni al contorno, le valutazioni di carattere ambientale, pregi, difetti, benefici, viabilità e tutto che gli va dietro. Cosa che all'apparenza non è avvenuta, perché se fosse avvenuta, via via che si procedeva, le condizioni che avrebbero dovuto dissuadere alla proposta venivano alla ribalta sempre più. Questo non è avvenuto, quindi vuol dire a maggior ragione che la proposta non tiene vie più conto di quelle che sono le esigenze del territorio, e questo è ancora più grave perché dimostra un unico obiettivo, un unico scopo, che è quello del profitto. Ma andiamo un po' con l'ordine. Che cosa deve essere un termovalorizzatore? La parola stessa deve essere un oggetto che, bruciando, valorizza qualche cosa. Quindi valorizza un prodotto che è in teoria un prodotto che non ha più storia, che non ha più nulla da dare, un prodotto che è uno scarto. Quindi valorizza quello che effettivamente è arrivato al fine della propria attività di filiera e non se ne può più fare nulla. Ma valorizza che in termini di economia di scala, in termini di rigenerazione energetica, in buona sostanza deve dare qualcosa in più. Quindi deve essere un prodotto che non ha più motivo di esistere e che deve
costare come impatto ambientale praticamente zero. Ora qui si tratta invece di andare a riducere quantità di materiale che ha una possibilità in primo luogo di essere riutilizzata e recuperata.